Ciao, sono Gabriella Barbati di Masseria Sardo. Voglio preparare oggi con voi la cicoria selvatica. Allo stesso modo potete preparare anche la cicoria catalogna. Ho messo a bollire dell'acqua, salo l'acqua e metto la cicoria nell'acqua. L'acqua deve essere abbondante per la quantità di cicoria, la cicoria deve essere completamente immersa. Questa è una regola che vale per tutta la verdura, perché sennò si scurisce e non si cuoce uniformemente. Utilizzo la mia amica pinza, la metto giù e faccio in modo che sia completamente sommersa dall'acqua. Il fuoco deve essere vivo, riprenderà subito il bollore, copro per accelerare questo processo. Nel frattempo ho un meraviglioso aglio fresco appena cavato dalla terra e un peperoncino che ho congelato perché in questa stagione ancora non ci sono. Siamo a fine aprile, lo taglio a metà, vedete è molto tenero dentro, non ha le pellicine, non dovete pulirlo, dovete semplicemente prenderne un quarto, apparirà praticamente come una cipolla, è molto più delicato, quindi potete abbondare. Se fate questa operazione con l'aglio secco potete utilizzarne uno spicchio, olio extravergine, fiamma media e aspettiamo che il soffrittino sia pronto. Controllo la cottura della mia cicoria, ancora troppo dura, vedo chiaramente che il gambo al massimo si sfilaccia, ma la fibra all'interno è ancora molto tenace. Provo anche a masticare, vedete che non riuscite a ingoiarlo. Non dovrete portare a completa cottura la verdura perché comunque la dobbiamo ripassare in padella. L'operazione di bollire la verdura, soprattutto con le erbe selvatiche, con la cicoria, con erbe un po' più amare, ci serve appunto a perdere un po' di amarezza. Nel frattempo il nostro aglio si sta rosolando, ha un profumo bellissimo l'aglio fresco. Intanto mi preparo anche il peperoncino, lo andrò ad aggiungere solo insieme alla verdura perché non voglio che appunto si bruci la capsaicina. L'aglio sta iniziando leggermente a dorare. La mia verdura è tenace però è masticabile. La scola la metto dentro. Andiamo ad aggiungere sale. Aggiungiamo il peperoncino, aumentiamo la fiamma e giriamo. La cicoria ha molte proprietà, tra cui un alto contenuto di ferro. Le erbe spontanee sono sempre molto ricche di nutrienti, di solito bene associarle in un misto. Copriamo, facciamo fare. La nostra cicoria è pronta, ripassata, gustosa. Un ottimo abbinamento è il pesce, ma anche le carni più dolci come il maiale ci stanno benissimo. Vorrei completare la preparazione della cena con ventresca di ricciola che ho preparato qui, pulito. Prenderò una padella antiaderente di ferro o una griglia. Questa è una padella di ferro che è un ottimo conduttore, quindi abbiamo una grossa velocità di cottura, passiamo a piastrare il nostro pesce. La cosa importante, a differenza di quello che abbiamo fatto con la verdura, cioè mettere l'olio nella padella fredda, perché lì volevamo che si sprigionasse il sapore dell'aglio nell'olio. In questo caso invece vogliamo che il pesce faccia subito una crosticina, cioè la famosissima reazione di Maillard, la caramellizzazione degli zuccheri contenuti all'interno degli alimenti. Per cui la padella deve essere molto molto calda. Prendiamo il pesce, saliamo leggermente, ungiamo. Quando la padella sarà rovente, metto il nostro pesce. Qui possiamo giocare col gambo del nostro aglio, lo spacchiamo a metà, saliamo anche questo e lo tostiamo. Sono andata a prendere un po' di maggiorana che io amo molto col pesce, ma deve essere molto delicato l'apporto delle aromatiche, per cui lo metto semplicemente in padella
Accarezzo il mio pesce, salo dall'altra parte, aggiungo un altro poco di olio, giro anche il mio aglio e lascio cuocere. Intanto preparo il mio piatto, un nido di cicoria. L'aglio è pronto. Sento sotto le dita che il pesce è tenace, ma nello stesso tempo che il mio dito incontra meno resistenza tra le fibre. Avrà una cottura leggermente rosa al centro ed è perfetto così. Lo adagio sulla mia cicoria, aggiungo un filo d'olio e voilà! Buon appetito!